situazione è buona perché ieri sera gli elicotteri hanno operato fino a quando era consentito dalle condizioni di luce e quindi il grosso dell'incendio era già spento. Da questa mattina presto gli elicotteri della regione stanno intervenendo, continuando a effettuare lanci. Siamo nella fase, a incendio praticamente spento, nella fase di bonifica. Dopo i momenti di preoccupazione vissuti nel primo pomeriggio di ieri è in netto miglioramento la situazione in zona Cortina, non lontano da Passo Cimabanche, dove un incendio ha interessato un tratto di bosco lungo circa 500 metri in località Zuoghe. In azione sono subito entrati i volontari antincendi boschivi di Auronzo, i tecnici dei servizi forestali e della protezione civile regionale e i vigili del fuoco, avvisati da alcuni escursionisti. Una tempestività che ha consentito di limitare il propagarsi delle fiamme ai lati dell'incendio, che poi, raggiunta la vetta, non ha trovato altro materiale di cui alimentarsi. Impossibile intervenire da terra, si è dovuto procedere dal cielo con 4 elicotteri. L'orario dell'incendio, l'assenza di vento, l'immediato intervento dei soccorsi hanno evitato il ripetersi di quanto vissuto lo scorso anno a Taibon. Rimane in vigore il divieto assoluto di avvicinarsi per il pericolo di esplosioni, vista l'abbondante presenza di materiale che potrebbe deflagrare. A incendio completamente domato si potrà dire qualcosa sui danni, calcolati in circa 4-5 ettari di bosco bruciato, e anche sulle cause del rogo. Stanno facendo le loro valutazioni i vigili del fuoco che sono intervenuti nella giornata di ieri insieme a noi, e ovviamente lascio loro fare le valutazioni del caso. Non si sono, almeno per ora, sbottonati. Teniamo presente che in Veneto mediamente un incendio boschivo su 3 è di origine dolosa, quindi non è possibile escludere nulla al momento.